Buongiorno ragionier, Buongiorno. sono ancora qua. Ancora lei? Ma oggi è la 10ª volta che viene, preleva, versa e preleva. Ragionier, se in cose fa affari, è il marcale pien, è il i mercatini di Natale, che spieghe, sono arrivato al mercato un mus, l'ho venduto 700.000 lire, ho tirato un mus. I primi che ha versato stamattina. E poi è venuto ancora. Fidelma, mi dia i movimenti di Merendon qua. Marendon. Operazioni di oggi, versamento 700.000 lire, prelevamento 900, versamento 1.200.000, prelevamento 900. E poi insomma lei capisce, non possiamo stare qua tutto il giorno per lei, solo per lei. Ma aspetta che spieghi, quando che ho venduto il mus, ho trovato a comprare una bella vacchetta da latte. Da latte? Per 300.000 franchi. Subito dopo ho trovato Tony Bastianelli che mi ha detto, io ho dovuto vendere questa vacchetta, te dai 600.000 franchi. Io non che ho venduto subito e io ho guadagnato, no? Dopo sono andato a Pepi Mangime e ho comprato una furgonata di Capone. Vendesti in un bar d'occio, caro ragionier. Sotto Natale i capponi vanno via che è fino un piacere. Sì, va bene, ma adesso io ho trovato la soluzione per lei. Sì. Le do un blocchetto di assegni. Fidelma, mi porti un blocchetto di assegni. Me dai ok? Un blocchetto di assegni. Di assegni? Mettiamo che lei debba comprare Una vacchetta da latte. ancora. Ma mica ho venduto a Tony Bastianelli. Va bene, una vacchetta da latte. Sì. Allora, qua, su questo assegno, lei scrive la data di oggi, Sì. 22 dicembre 1978. Sì. Poi scrive 300.000. Sì. Poi mette qua la sua firma. Ho da mettere anche la vacchetta da latte? No, non serve vacchetta. Non serve. Non serve. Poi consegna l'assegno e si prende la mucca. Ma senza dare gli skate? Senza dargli skate. Basta l'assegno. Perfetto ragionier. E mi ha dato veramente una bella idea. Grazie ragionier. Torni al mercato. Sei utile. Oh, che giornata. Oggi ho proprio bisogno di un caffè. Buongiorno, Buongiorno. mi son Giovanni Ceppo, ma mi chiama Nane Soca. Sì. Ho venduto 3 vacchette da latte Sì. a Ietro Marendon Ma e il Sancerre. sì. In cambio, mi ha dato tocco di carta e mi ha detto che lui deve darmi 1 milione. Faccia vedere. Un assegno di Marendon, sì, 1 milione. Perfetto. Ecco qua. Il milione per lei. Molte grazie, signor, molte grazie. Buongiorno. Arrivederci. Buongiorno direttore. Buongiorno a lei. Buongiorno. Sono venuta a cambiare questo assegno, direttore, per cortesia. Mi dica. Ma perfetto, un assegno di Marendon, 2 milioni. Va bene. Nessun problema. Benissimo. Ecco a lei. Grazie, grazie direttore. Molto gentile. Buona giornata, signor. A lei, Arrivederci. direttore. Buongiorno direttore. Buongiorno a lei. No, devo cambiare un assegno da 5 milioni. 5 milioni? Mi Sì. faccia vedere. Ho venduto una casetta di Natale stamattina a un certo signor Marendon. Marendon? 5 milioni, sì. Signora, mi scusi, oggi abbiamo un problema di liquidità. Mi può fare il piacere di tornare domani? Ma certamente direttore. Ecco, grazie, Domani. la saluto, molto gentile. Fidelma, vada subito al mercato, cerchi Mutandon, Merandon, lo porti qua. Sta staccando assegni a raffica e scoperti anche. Guarda che roba! Una bella idea. E mi ha dato proprio una bella idea. Una bella idea. Lei stacca assegni a tutto andare. Qui non c'è più liquido sul conto. Ha fatto assegni da 1 milione, 2 milioni, 5 milioni. Sul conto c'erano 3 milioni Sì. e lei ne ha prelevati 8. Sì. Mi deve dare 5 milioni. Mio da dargli 5 milioni? Sì, mi deve dare immediatamente 5 milioni. Ma non hai problemi, ragionier. Ecco qua, un bel assegno di 5 milioni e se in occorre ancora, basta che ne chiami. Buon Natale, ragionier. Oh, sì. Beh,
Le buone notizie oggi sono queste. Tanti auguri a tutti e buone feste!